Il parco canile di Piazzola sul Brenta compie 20 anni e come da tradizione festeggia con la messa e la benedizione degli animali, in programma domenica 1 ottobre. Una giornata che però non è solo preghiera, che pure rimane centrale. Alle 15:30 Don Alessio Graziani, portavoce del Vescovo di Vicenza, che a Presina ha adottato un cagnolino, benedirà gli animali presenti e simbolicamente le migliaia passate da questo canile. E poi giochi ed esibizioni con i cani proposti da 2 centri cinofili, la presenza di veterinari, educatori, guardie zoofile e ancora il premio della bontà San Francesco, assegnato a una persona che negli ultimi 10 anni ha fatto del bene agli animali. I candidati sono 5. Una giornata che è frutto del lavoro di una cinquantina di persone che lavorano qui, tra volontari e affidati ai lavori socialmente utili. Tutto a favore dei 6.000 cani accolti in questi 20 anni, il 90% dei quali sono stati poi adottati, e dei 1.500 gatti che qui hanno trovato rifugio.